I SEDA e SEA avviano il servizio estivo di pulizia quotidiana delle spiagge. Sopralluogo del videogiornale a San Leone, Irene Milisenda. Ad Agrigento a San Leone è stato appena avviato il servizio di pulizia quotidiana delle spiagge. Gli operatori sono al lavoro dalle 6 del mattino fino ad oltre le 9, avvalendosi anche dei mezzi trattori pulisci-sabbia. I lavoratori delle imprese SEDA e SEA impegnati nel servizio di nettezza urbana comprendono nelle pulizie anche i marciapiedi e la carreggiata a ridosso del mare e sono in attività 7 giorni su 7, comprese quindi le giornate festive. Oggi abbiamo compiuto un sopralluogo sulle spiagge, constatando che la condizione dell'arenile è indubbiamente migliorata. Infatti, dopo le zone interne, il lungomare Falcone e Borsellino sono iniziati gli interventi di pulizia straordinaria sul litorale agrigentino, ruotante intorno al viale delle Dune, tra mezze e uomini di SEDA e SEA che rimediano al degrado che si è accumulato durante i mesi invernali. All'obiettivo della nostra telecamera banchi di sabbia molto più puliti, come le vie d'accesso e bagnasciuga, e cestini collocati sulle spiagge, che aiuteranno gli avventori a tenere più pulita la spiaggia. E nonostante il lavoro di bonifica, vi è sempre qualche incivile che continua a sporcare. Nel frattempo, lungo il viale delle Dune, a parte il Magaria, non sono stati rimossi locali non più utilizzati e ciò non offre sicuramente un'accoglienza degna agli utenti, costretti a imbattersi tra detriti ovunque e pericoli.